Ed è buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Il nostro appuntamento delle 12 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. E siamo arrivati a questo ultimo giorno del mese di settembre. Buon mercoledì 30 settembre. E siamo insieme oggi. Oggi parleremo con due ospiti eccezionali, parleremo di FISAR, Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori. Sarà una bellissima conversazione nel mondo del vino, nel mondo della gastronomia, dei prodotti. Insomma, cercheremo di far venire fuori quella che è la grande passione in ognuno di noi per quello che poi è il vino. Se dovessimo fare una citazione storica, mi piacerebbe senz'altro fare quella contenuta all'interno del cantico di Salomone, di re Salomone, che diceva: mi abbeveri di baci la mia bocca perché il tuo amore inebria più del vino. E sì, il vino che accompagna sempre i momenti più belli ed importanti della nostra vita. Noi oggi, due ospiti eccezionali, sono Glenda Lo Giudice e Roberto Otto. Ma vogliamo iniziare nel nostro consueto modo? Grazie 255.594 volte grazie, grazie sempre, grazie ancora. Grazie ogni giorno per la vostra condivisione di intenti e soprattutto per portare avanti identità, qualità e provenienza della nostra meravigliosa terra siciliana. Sapete, siamo ormai quasi nel mese di ottobre, domani iniziamo un nuovo mese. Il mese di ottobre sarà quello importante per la presentazione del piano industriale di Io Compro Siciliano alla stampa nazionale ed internazionale. Un ringraziamento come sempre ai tre ideatori e fondatori del progetto, Davide Morici, Giuseppe Giorgianni e Francesco Caravello. Si porta avanti quello che è il piano industriale, per cui ci sarà la presentazione di tutte quelle che saranno le connessioni, perché sapete ciò che è importante è cercare di portare il Made in Sicily nel mondo, il mondo nella Sicilia. La qualità dell'accoglienza è la qualità che diventa un elemento assolutamente importante ed essenziale. A proposito di qualità, mi piace parlare anche del nostro marketplace, il più grande marketplace delle eccellenze siciliane, www.iocomprosiciliano.com. Sono circa 2000 articoli, 50 aziende, sono eccellenze siciliane per presentare non solo i prodotti del territorio, ma il territorio stesso, la sua arte e la sua cultura. Visitatelo se potete e daremo forza alle nostre aziende. Bene, un saluto a tutti gli amici che ci stanno in questo momento scrivendo nei nostri video party, ma anche nella nostra pagina, nel nostro live. Tra poco leggeremo anche i vostri messaggi. Un ringraziamento come sempre alla regia, Paolo Gatto, grazie alla redazione tutta, quindi a Marzia Monreale. Bene signori, noi siamo proprio pronti ad iniziare questa giornata. Vorrei chiamare con noi in diretta Glenda Lo Giudice, imprenditrice, amministratrice dell'azienda Glenfa, e poi è un membro importante anche di FISAR, perché parleremo di passione, di eventi, di iniziative. Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori. Buongiorno Glenda, benvenuta. Buongiorno, grazie a te, grazie a tutti per questa fantastica opportunità di parlare No. di FISAR e di Sicilia sempre. E di Sicilia sempre, perché poi fra poco inizieremo la nostra intervista, Glenda, e anche nella tua vita personale da imprenditrice c'è proprio la Sicilia, i suoi prodotti, la natura. Ne parleremo fra poco, perché vorrei chiamare insieme a noi anche l'altro nostro ospite di questa giornata. Abbiamo con noi Roberto Oddo, Buongiorno a insegnante. tutti. Buongiorno, benvenuto. Insegnante, giornalista,
delegato FISAR per Palermo. Parleremo di una comune passione del vino, della cucina siciliana, insomma scopriremo molto di questi due personaggi ospiti ai nostri live. Ma partiamo proprio da Glenda. Glenda è una donna che ha creato nella sua azienda, adesso entreremo nel vivo, un team di professioniste tutto al femminile. Tra l'altro costruendo qui in Sicilia la sua azienda e attenzionando quella che poi è il territorio e i prodotti. Mi piacerebbe, Glenda, che ci raccontassi della tua azienda. Ok. Allora, la Glenfarma nasce operativamente sul territorio nel 2018, ma è un'idea che mi balenava in testa dal 2016. Quindi raccolgo un po' le idee, spinta dalla necessità di creare qualcosa che avesse a cuore il benessere di ognuno di noi, la cura della persona, cercando però chiaramente di mantenermi sul territorio siciliano, proprio perché la mia scommessa era proprio quella di creare qualcosa all'interno della mia regione. Nonostante io avessi lavorato e studiato fuori, però l'idea era proprio quella di creare qualcosa in Sicilia. Quindi dopo un'estenuante ricerca ho trovato un'azienda di produzione di integratori a livello nazionale, che è un'azienda che ha sede a Termini Imerese e che non finirò mai di ringraziare, perché mi ha dato la possibilità proprio di realizzare il mio sogno, perché è chiaro, io mi occupo della distribuzione e commercializzazione dei prodotti, ma per fare una produzione di integratori alimentari serve una industria appunto di produzione vera e propria. Quindi grazie a questa azienda nel 2018, insieme, come hai detto tu, a un universo completamente femminile, ma non per scelta o per preclusione nei confronti dell'universo maschile, ma proprio perché essendo io l'imprenditrice ci si comprende meglio nelle esigenze che una donna può avere compatibilmente con la famiglia, perché oltre ad essere un'imprenditrice, un'appassionata del mondo del vino, sono anche una mamma e quello è l'elemento cardine di tutta la mia vita. È chiaro che tutto deve ruotare attorno a questo. Quindi insieme a biologi e chimici decidiamo proprio di creare questa azienda che ad oggi promuove 3 integratori, con uno il lancio entro la fine dell'anno, proprio per andare a curare il nostro corpo nel suo benessere, proprio come quella che è la filosofia degli integratori. Con prodotti assolutamente naturali, quello che stava dicendo adesso Glenda, perché è assolutamente importante sottolineare questi prodotti naturali, prodotti del territorio. Glenda, tu nel 2017, poi per il tuo grande amore per quello che era il mondo dell'enogastronomia in genere, perché poi tu hai anche bellissime esperienze che mi piacerebbe fra un po' tu raccontassi, perché tu solamente a 20 anni, proprio per la tua passione, decidi di fare delle esperienze bellissime. Vogliamo dirne soltanto... Sì, in realtà è così. A 20 anni, quasi per caso, come poi tutte le cose belle che accadono nella vita di noi, quasi per caso, nell'estate del 2000, decido di fare la cuoca in barca a vela. Non ero mai salita in una barca a vela, avevo sempre cucinato solo per la mia famiglia, però siccome le sfide non mi hanno mai spaventato, decido di imbarcarmi e stare 3 mesi in una barca a vela e curare tutto l'aspetto della cucina di una barca a vela, dei charter che si sono susseguiti per tutta quell'estate in giro sempre per le isole siciliane. La Sicilia rimane sempre il fulcro di tutto. Rimane sempre il fulcro di tutto. Questo, come vedi, sì, è la passione, no? Che poi sì. Sin da ragazza, quindi sino a qualche giorno fa, muoveva Glenda per quello che poi è il suo mondo, ma anche quello che poi accadrà dal 2017 in poi. Ci fermiamo soltanto un attimo però, Glenda, e andiamo invece da Roberto. Beh, Roberto è un insegnante di italiano e storia.
A Esatto. scuola, come dire, no, gli insegnanti di italiano e storia sono lì, cioè, sembra quasi che non possano uscire nemmeno da questo schema, no, assolutamente preciso, inquadrato. Invece Roberto è un giornalista, ha una grandissima passione per il vino, appunto, che diventa delegato FISAR. Stabilendo poi delle bellissime energie, enoteche, ristoranti, cantine, alberghi, estimatori di tutto quello che riguarda il vino, la gastronomia, i servizi, tanti bei progetti anche con Glenda, adesso ci arriveremo. Senti Roberto, come nasce questo tuo amore? Allora, io ho sempre avuto una passione per la gastronomia in generale, ho fatto diversi corsi di cucina, ho partecipato a giornate dedicate, couscous, cucina giapponese, insomma, varie esperienze. Io sono fondamentalmente eclettico. Dopodiché mi serviva un'esperienza che potesse raccordare tutti questi momenti e ho trovato che il mondo della sommelleria potesse essere esattamente la cosa che faceva per me. E ho fatto un corso di sommelier che è finito più o meno nel 17, sì, nel 17. Da lì però il corso di sommelier è un punto di partenza, non è mai un punto d'arrivo. E abbiamo continuato con dei colleghi a fare delle degustazioni periodiche, anche abbastanza frequenti, un po' tutto quello che si può immaginare, degustazioni alla cieca, degustazioni tematiche, acquisti di vini particolari, anche pregiati, per conoscerli assieme. Nel 2017 ho incontrato Glenda, si è unita anche lei a questo percorso. Da lì, diciamo, le cose sono maturate per passare da un livello amatoriale impegnato a un livello progettuale, che è la cosa che ci interessa di più. Roberto, tu sei un insegnante nella vita, ma ti faccio una domanda, visto che poi questa grande passione è andata oltre, perché adesso ritorneremo a parlare anche con Glenda, perché c'è un vero e proprio gruppo di studio, un po' tu adesso citavi quelle che sono le vostre esperienze, i vostri modi poi per approfondire e continuare quello che è lo studio in questo mondo così bello, importante e soprattutto vasto. Ma ti dico Roberto, potrebbe essere che magari ti interessa anche l'insegnamento legato al mondo? Assolutamente sì, mi interessa, ma mi interessa comunicare il mondo del vino, mi interessa, ma posto che l'insegnamento per me è sempre l'occasione migliore per imparare, ovvio, non solo per dare, anzi, io imparo insegnando, quindi siccome il mio interesse e la mia curiosità è nel mondo del vino, conoscere i produttori, conoscere i vini, conoscere i territori, assolutamente sì, è quella la mia direzione. Senti, noi vorremmo parlare di quello che poi è stato questo 2017, perché penso che forse poi la vostra conoscenza risalga proprio da allora, no? Roberto, Sì, Glenda. esatto, esattamente. Comincia tutto dal 2017 e si forma proprio questo gruppo di studio. Roberto ne citava un po' qualche esperienza. Glenda, vuoi raccontarci un po' di più di questo gruppo? Sì, allora nel 2017 io decido di fare il corso per diventare sommelier, proprio spinta da questo amore, questa passione, questa voglia di conoscere, e il destino ha voluto che conoscessi Roberto Oddo, che da subito mi ha risucchiato ancora di più in questo mondo, credendo sempre, e di questo gliene sarò sempre grata, lui lo sa, credendo in me, nelle mie capacità, nella mia dedizione, nella mia passione verso questo mondo. Quindi concludo il corso, ma al contempo mi unisco a questo gruppo di persone appassionate al mondo del vino, chi ha detto ai lavori, chi no, soltanto vicino a questo mondo per passione. E degustazione dopo degustazione, serata dopo serata, ci rendiamo conto che la nostra passione è sprecata a rimanere soltanto a delle serate dedicate a noi stessi. E
quindi immaginiamo di poter entrare a far parte di una federazione che possa promuovere e divulgare questa passione e questa conoscenza anche a livello territoriale. E quindi, senti Glenda e Roberta, e quindi è importante adesso parlare di progetti. C'è una bella progettualità legata proprio al vostro gruppo, progetti ed anche eventi. Chi vuole parlare con chi ne parliamo? Accenniamo qualcosa con Roberto. Roberto, parliamo un attimino di quelli che sono i progetti e gli eventi. Allora, di progetti ovviamente ne abbiamo tanti, solo che il progetto ha bisogno anche di inquadrarsi nel territorio e nel tempo. Il tempo chiaramente non aiuta, per ora mi riferisco ovviamente a tutte le limitazioni che ci possono essere, ma noi non ci arrendiamo. Abbiamo cominciato in pieno periodo Covid, figuriamoci se ci arrendiamo adesso. Abbiamo deciso che per salutare i nostri soci nuovi che ci hanno sostenuto in questo progetto fin dall'inizio, sarebbe stata una bella idea fare una serata sugli spumanti palermitani, cioè del palermitano. Lo spumante è sempre qualcosa che dà idea di festa, e quindi noi vogliamo cominciare con una festa, assolutamente, con una festa che celebra il territorio. Solitamente non si pensa agli spumanti della propria regione, a meno che uno non sia piemontese, ovviamente lì ci si pensa, o lombardo. Noi è giusto che invece diamo risalto a quello che è il prodotto siciliano e l'eccellenza siciliana, dove per eccellenza siciliana si intende anche il saper fare e quindi la professionalità. Roberto, noi adesso leggiamo qualche messaggio e ritorneremo a parlare nuovamente di quello che adesso stavi dicendo, che è legata proprio alla qualità, perché è importante poi promuovere qualità, perché è quello che ne dà anche l'identità al prodotto stesso. Leggiamo qualche messaggio da parte dei nostri amici. Maurizio Tuminia, buongiorno, io compro siciliano, ciao Katiuska. Io volevo fare un saluto speciale a Maurizio. Maurizio Tuminia è un caro amico ed è del gruppo Artisti Nostri Amici, segue sempre quelli che sono gli eventi in Sicilia, quindi un caro saluto a te Maurizio, è un piacere averti con noi come sempre. Ancora un saluto, andiamo avanti per i messaggi. Fausta in Travaia, buongiorno a tutti voi. Anche Fausta è una cara amica che segue i nostri live, lei è un'attrice, giusto oggi compie 40 anni. Quindi auguri Fausta, auguri e buon compleanno anche da parte dei nostri ospiti, hai visto? Il Faraone Palermo, anche lui un caro amico, buongiorno carissima amica. Buongiorno anche a Glenda, che è una grande imprenditrice di grande passione ed è una professionista di avventure siciliane. Un saluto anche a Roberto, che è un bravo giornalista di passione per la nostra buonissima gastronomia e altrettanto. Quindi grazie al Faraone Palermo e quindi come vedete arrivano i saluti anche per voi. Stavamo parlando, Glenda, lo diceva adesso Roberto, quanto è importante parlare di qualità. Quello che viene fuori poi dai progetti, nonché dagli eventi, è quello di presentare aziende e realtà che esprimono eccellenza. Sì, assolutamente. Noi come FISAR abbiamo proprio come punto fermo quello che è la qualità di quello che proponiamo. Mi viene in mente ad esempio anche l'inserimento nel circuito dei ristoranti FISAR, quindi tutti i ristoratori che si associano a FISAR per noi sono garanzia di qualità. Entrare a far parte del circuito FISAR significa garantire proprio un'eccellenza di materia prima, una lavorazione delle materie di qualità. Essere un ristorante affiliato FISAR per noi significa non essere per forza un ristorante stellato, anzi noi abbiamo come ristoranti affiliati anche la semplice trattoria, osteria di borgata o anche il ristorante più di nicchia che fa piatti ricercati o piatti stellati, ma l'unico evento e l'unico momento comune è proprio la qualità. Roberto,
la qualità e poi un'altra cosa che viene fuori naturalmente è l'importanza della rete. Quanto è importante la rete? Per me lo è assolutamente, è inconcepibile la solitudine di fronte a un progetto. Un progetto è tale solo se raccoglie le energie di più persone, di persone che abbiano competenze diverse e che si possa allargare sul territorio. Infatti, per aggiungere una cosa a quella che diceva Glenda, che in realtà era solo sottintesa, ma è giusto, quello che puntiamo a promuovere è la qualità anche del servizio, il servizio che nasce sul luogo, oltre al prodotto ovviamente, e che si estende a tutto il territorio. Ma il servizio appunto lo fa un caposquadra per un settore, un'altra persona per un altro settore, proprio è solo la squadra che funziona, non esiste Roberto Oddo, non esiste Glenda Lo Giudice, esiste Fisa e Palermo, che è fatta di queste persone che mettono tutte se stesse. Roberto, tu sei un insegnante e ti chiedo quanto è importante la formazione e come tra l'altro si può arrivare anche secondo te a immaginare di introdurre quelli che sono corsi che poi fanno conoscere i nostri prodotti, quindi diventano promozione dei prodotti stessi, ma anche conoscenza da parte dei ragazzi di quelli che sono i valori che ci circondano. Beh, una bellissima domanda, spero che mi fermiate a un certo punto. Allora, la formazione è fondamentale, ma la formazione, parlando di quello che mi compete in questo contesto, cioè quella di un corso di sommelier, dà quelle che sono le basi, gli strumenti conoscitivi e gli elementi per orientarsi in un mondo molto ampio. Come dicevo prima, chi finisce un corso di sommelier ha cominciato un percorso, dopodiché deciderà da solo cosa farne. Se questa formazione viene condivisa, se viene appunto vista come un'occasione di scambio e non come un'occasione per, diciamo, per isolarsi sotto i riflettori, allora questo è un momento meraviglioso. Possiamo appunto garantire che il pubblico, che chi ci segue, che chi semplicemente è curioso, possa continuare a leggere, ad approfondire, a visitare le cantine. Quando io dico leggere, mi riferisco a una propensione all'ascolto, a una propensione al vedere cosa c'è intorno, a quelle che sono le caratteristiche di un territorio, per esempio, quindi leggere un territorio. Leggere non corrisponde necessariamente a un libro, a stare con un libro in mano significa essere pronti a essere curiosi e volersi superare sempre. Glenda, vediamo veramente quanto amore viene fuori dalle parole di Roberto e quindi torniamo a quello che dicevi tu all'inizio, che è quello che è veramente una bella squadra di grandi, in primis appassionati. Si parlava della formazione e ti dico un po', ci sono sempre più donne che si avvicinano al mondo, al ricchissimo mondo poi di emozioni legate al vino. Sono sempre di più, vero, le donne sommelier? Sì, è vero, sono sempre di più, sono sempre più brave, non degli uomini in generale, in termini assoluti. No, anche degli uomini. Diciamo che biologicamente noi siamo pronti a recepire più segnali contemporaneamente, quindi abbiamo questa marcia in più rispetto alla biologia dell'uomo, ma non per questo siamo più brave. E anche come FISAR c'è anche un capitolo proprio dedicato a FISAR in rosa, proprio per consentire, stimolare e favorire l'avvicinamento delle donne anche al mondo del vino. Devo dire però che mi capita molto spesso di avere relazioni con donne all'interno del mondo del vino, anche all'interno delle cantine, come responsabili marketing. Devo dire che anzi, tutto sommato,
per esempio a dispetto del mondo farmaceutico, che è la mia professione, nel mondo del vino ho a che fare con molte più donne rispetto ad altri settori. Quindi devo dire che forse da questo punto di vista il mondo del vino già si presenta bene nell'accoglienza della donna. Glenda, Roberto, mi sembra di cogliere anche, e questo lo abbiamo fatto anche durante i nostri live, lo facciamo spesso, ci sono tantissimi giovani che stanno cominciando a guardare all'aspetto imprenditoriale e questo ci fa tanto piacere perché significa lasciare qui le nostre belle forze, le nostre belle menti. Roberto? Sì, allora, chiaramente sì, c'è una promozione, una nuova promozione dell'agricoltura che chiaramente è la base di tutto, senza quella non possiamo parlare di nulla. Chiaramente oggi essere agricoltore significa essere molto più di ieri imprenditore, significa avere conoscenze tecniche, significa radicarsi nel territorio e anche saper comunicare questo territorio. Quindi io tra l'altro insegno in un istituto agrario, quindi ho anche questa fortuna di insegnare in un luogo dove posso conciliare bene o male le due passioni. Sì, sicuramente è qualcosa che bisogna promuovere, l'imprenditoria a tutti i livelli, perché diciamo è chiaro che in una filiera produttiva non esiste la produzione dell'uva se non c'è un mercato pronto a recepirlo. Quindi diciamo è inutile discutere di primo, secondo livello, step della filiera, bisogna parlare di una filiera nel suo insieme. Glenda, vogliamo dare riferimenti per chi sta seguendo la nostra diretta? Vogliamo dare riferimenti, pagina, sito, per qualsiasi informazione? Sì, per qualsiasi informazione potete contattare me e Roberto in qualunque momento. Noi abbiamo una pagina FISAR Palermo dove potete scrivere in tempo reale, noi possiamo rispondervi. Abbiamo anche il sito ufficiale, ma mi fa piacere anche mettere in risalto una app, Noi FISAR, che è un'app a disposizione di tutti, assolutamente gratuita, dove ciascuno può intanto tesserarsi, se ne ha voglia, in piena autonomia, in piena indipendenza, può seguire tutti gli eventi che si svolgeranno sul territorio, tutti i locali associati. Stiamo vedendo, Roberto ce la fa vedere. È molto semplice e intuitiva e permette a ciascuno di essere sempre in contatto con il mondo FISAR. Oltre chiaramente ai nostri riferimenti telefonici che trovate sulla pagina Facebook o sul sito, noi siamo a completa disposizione di tutti per qualunque informazione, anche quella che può sembrare la più banale. Bene, noi siamo ormai arrivati proprio alle ultime battute. Volevo dire ai nostri amici che hanno seguito l'appuntamento di oggi, domani sarà un altro appuntamento speciale, domani il giovedì, sapete, è al venerdì la rubrica Chiedimi pure, domani a cura di Davide Morici, uno dei 3 ideatori e fondatori di Io Compro Siciliano. Domani parleremo di un argomento molto bello che è l'arte all'interno degli ospedali ed esattamente l'arte all'interno dell'ospedale del polo oncologico dell'ospedale civico di Palermo e quindi parleremo con l'organizzatrice del progetto Elpi Gallery, Elena Foddai, ed anche con Floriana Spanò, che è una storica dell'arte. Conosceremo un po' questa bella iniziativa. Noi siamo felici oggi di avere avuto 2 ospiti eccezionali come Glenda Lo Giudice e Roberto Oddo. Voi sapete, per chiudere la nostra puntata utilizziamo sempre far così con i nostri ospiti. Gentilissimi ospiti, potreste per favore avvicinarvi un po' più alla camera? Ok. Adesso dovreste ripetere con me. Io compro siciliano. Ci piace. Grazie per essere stati con noi. Ad Maiora Semper. Grazie Paolo Gatto. Buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi, grazie a Paolo Gatto in regia e noi chiudiamo come sempre con il nostro video istituzionale. Ciao Glenda, ciao Roberto! Ciao, grazie, a Ciao. presto!